Festa del Tagano sabato sera ad Aragona, una tradizione che non poteva mancare, effettuata grazie anche alla sponsorizzazione di aziende private come la CNA e la Confecommercio e altre aziende minori, sempre sensibili a non far disperdere le tradizioni locali. Il taglio del nastro da parte del sindaco e la benedizione della manifestazione effettuate ai presenti da Don Angelo Chillura hanno aperto la festa, che coincide con la Domenica delle Palme, preludio ai riti della Settimana Santa, che anche ad Aragona sono particolarmente sentiti e seguiti dalla comunità locale. È un appuntamento che non può mancare perché è una tradizione che si protrae da secoli e si dice che mentre il principe Naselli si trasferiva al palazzo con tutta diciamo, la corte, e alle massaie gli sono caduti tutti gli ingredienti e quindi hanno mescolato tutti questi ingredienti ed è venuto fuori questo prodotto, il Tagano. Una tradizione che, ecco, il sabato di Pasqua a tutte le famiglie a casa si fa il Tagano, una tradizione che si è anche, diciamo, un pochettino ampliata perché Aragona, come sapete, è un paese di emigrati e quindi anche l'emigrato il sabato di Pasqua fa il Tagano, quindi diciamo che è un prodotto tipico che sta diventando anche di livello internazionale. Speriamo di fare anche qualche edizione in qualche paese estero prossimamente, come stiamo facendo la sagra della salsiccia in Belgio e alla Lovierri il 31 maggio, l'1 e il 2 di giugno. Quindi è un'edizione a cui non potevamo mancare, sono veramente contento e felice perché c'è grande partecipazione, vedo che ci sono molte persone di fuori, la cittadina sta rispondendo bene e quindi voglio dire siamo contenti e soddisfatti. Il seguito di questa sagra del Tagano è dovuto innanzitutto agli sponsor che hanno avuto la sensibilità di contribuire assieme all'amministrazione comunale per organizzare questa manifestazione. La cosa più importante che ritengo è quella che dopo questa manifestazione, assieme alle altre associazioni, dobbiamo intraprendere altre iniziative per portare Aragona con tutte quelle che sono le manifestazioni culturali e che sono quelle anche culinarie. Ora c'è la Pasqua, fate qualcosa di particolare? Per quanto riguarda la tradizione si sta facendo la Settimana Santa, per quanto riguarda anche il discorso del Venerdì Santo. Invito anche le persone, i cittadini di altri paesi a essere presenti in questa nostra iniziativa per fare vedere le bellezze che effettivamente la Settimana Santa può dare anche ad Aragona. Don Angelo, un appuntamento importante alla vigilia di Domenica delle Palme, non poteva mancare ad Aragona la tradizione. È una tradizione legata alla comunità di Aragona, questa del Tagano, è un elemento caratteristico legato alla Pasqua che ha certamente i suoi vari motivi nella realizzazione di questo alimento, di questo cibo che la gente preparava nel giorno di Pasqua, le preparava in anticipo in modo tale da poter partecipare poi a tutte le celebrazioni e manifestazioni che si svolgevano all'aperto in piazza, quindi la gente in anticipo preparava quello che poi serviva per il giorno di festa e anche per l'indomani, il giorno successivo alla Pasqua. E qui ad Aragona ci sono tante belle tradizioni, come in tanti altri paesi del meridione, legati proprio alla Settimana Santa. Il Giovedì Santo, poi la processione con la crocifissione a Calvario, la processione poi della sera e poi la veglia e l'incontro conclusivo culminante, caratteristico è l'incontro del giorno di Pasqua tra la Madonna e il Signore risorto, e qui si arricchisce con due personaggi, San Pietro e San Paolo.